Serata speciale al Palazzo Ducale di Sassari dove si svolge la rassegna Visioni Solidali. Ospite d'onore il giornalista inviato del TG3 Nico Piro, che ha recentemente vinto il premio per filmmaker emergenti all'African Film Festival di Dallas. Alberto Calfi. Visioni Solidali è una rassegna cinematografica giunta all'8ª edizione. Quest'anno cresce ancora con nuove e consolidate presenze nel segno della promozione dei diritti umani, 9 gli appuntamenti in programma, proposti da diverse associazioni culturali e sociali. Serata speciale con ospite di Emergency, il collega inviato del TG3 Nico Piro, con il suo documentario girato in Sierra Leone, Vita e morte al tempo di Ebola. Emergency ha un fortissimo radicamento tra la popolazione civile, sia in Afghanistan come in Sierra Leone, come in tutti i posti, per esempio in Iraq dove opera. Si stabilisce, questo lo posso testimoniare perché l'ho visto direttamente, un rapporto speciale fra le persone, le famiglie delle persone che hanno ricevuto delle cure e l'organizzazione. Questo perché parliamo di paesi dove la salute è un bene primario che lo Stato non garantisce e chi lo garantisce si fa pagare profumatamente, quindi diventa un bene di lusso. Poter accedere ad ospedali dove si ricevono cure di livello occidentale senza pagare è un dono straordinario per le popolazioni servite da queste strutture.